viene fuori che c'erano 3 leoni in Polonia, 3 leoni di San Marco, uno a Leopoli oggi è Ucraina ma era Polonia, uno a Cracovia e uno a Varsavia. Questa grande amicizia che c'è tra l'Italia e la Polonia e che va avanti nel corso dei secoli, è andata avanti e che si rafforza. Questo anche in tempi moderni, in tempi contemporanei, la cultura è uno strumento importante per mantenere questo legame e rafforzarlo. Davide Zappio da Venezia, che è fondatore della lastra di cui parliamo, era il creatore infatti della posta a Varsavia. Riportando il leone a Varsavia, questo leone che ancora è sulle linee, diciamo, noi andremo a dimostrare che nulla si è alterato. Tutto ancora funziona per come all'epoca ha funzionato, quando a Varsavia c'era bisogno di identificare Venezia attraverso il suo leone, e da Venezia è partito e là è stato posato. La stessa cosa ripeteremo noi.